Una scelta inspiegabile, un'enorme delusione, una decisione che non tiene conto del territorio. Sono centinaia i commenti apparsi sulla pagina Facebook del senatore veneziano del Partito Democratico Andrea Ferrazzi, che, escluso dalle liste per le candidature, così come Nicola Pellicani alla Camera, ha espresso la sua amarezza con un post. Una scelta indecorosa, ha commentato l'ex segretario regionale Giaretta. Purtroppo, continua, le liste del PD, il mio partito, sono per il Veneto inqualificabili. E ancora, una schifezza, scrive invece l'ex parlamentare vicentina Laura Fincato, un PD DM che non riconosce il lavoro, stavolta non avrà il mio voto. Ma i commenti sono centinaia, tra frasi di sdegno verso un partito che fa scelte incomprensibili per il territorio, scrive ancora qualcuno, e di solidarietà nei confronti di Andrea Ferrazzi, che in questi anni, come scrive lui stesso, ha lavorato molto anche per la città di Venezia e che ora si ritrova senza un rappresentante del territorio che ne conosca la specificità e la delicatezza. Ringrazio per la marea di affetto, solidarietà e vicinanza, per le centinaia di messaggi, telefonate e apprezzamenti che ho ricevuto, oltre le mie aspettative, ha scritto nel pomeriggio Ferrazzi. Mi hanno rincuorato, continua, testimoniando che il lavoro fatto e i risultati ottenuti per la nazione e il territorio vengono dai cittadini, dai circoli e dalla base riconosciuti e apprezzati. Ora pensiamo alle elezioni, le analisi politiche le faremo dal 26 settembre. È un fatto gravissimo, è un fatto inaudito, incomprensibile, se non